Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Alta pressione Caronte lievemente in crisi a causa di correnti fresche che renderanno instabile il tempo sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto mattinata piuttosto instabile, con rovesci e temporali diffusi, meno sul Trevigiano e sul nord veneziano. Migliora via via comunque nel pomeriggio, salvo ancora residui rovesci o temporali sui rilievi alpini. Vediamo anche le temperature che risultano essere in lieve calo, con massime tra i 23 e i 27 gradi, minime tra i 20 e i 23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Qui il tempo sarà in prevalenza stabile, salvo più nubi e qualche scroscio di pioggia sulle Alpi più occidentali. Temperature anche in questo caso in calo, con massime tra i 24 e i 27 gradi, minime attese tra i 20 e i 21 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, nubi diffuse qui con rovesci e temporali sparsi più intensi sulle aree centrali, più irregolari e deboli sul Trentino, qui anche con maggiori schiarite. Vediamo le temperature che anche in questo caso sono in calo, massime tra i 26 e i 30 gradi, minime invece in aumento sui 21-22 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti invece saranno moderati e nord-orientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.